Buonasera. Buonasera Antonio. Una pistola. Antonio. Mi devi dare una pistola. Come mai? Persa. Ma persa perché Pure a me. ce la devi pagare. Persa sì, dopo aver. Ok, pure chi la vuole? Pure io Anto la dovrei avere. Pure io la devo pagare. Aspettate che qua c'è un tremone. Aspettate che qua c'è un tremone Max. Uè tremmo! Uè tremmo! Buonasera. Ciao tremmo. Senti, io non per qualcosa, ma sto qua ogni giorno perde una pistola. Infatti un po' ha rotto il cazzo. Vabbè, sì che le paga. Finché le sta paga va pagando. bene, ma secondo me questo qua, io non vorrei dire nulla, ma secondo me se la vende. Si fa arrestare un mare di volte. Ma dici che si fa restare? Ma secondo me neanche una volta. Ora, no, un Perché paio di volte l'ho visto io, ora gli domando. Vabbè, che li domandi? Come l'ha persa? Ma chiedilo. Aspetta. Ah, ha detto che anche, vabbè no, magari quando ti incontri lo dici, non lo dire in radio. Ah, chi è che gli serviva la pistola quindi? E pure a me. I nomi gentilmente. Ah, siete Corrado qua? e Marco. Corrado e Marco siamo. Io pure sono. Mi sembra un po' molto strano. Però, boh. Vediamo. Mi registro un attimo, ragazzi. Allora non ho capito un cazzo. A chi è che mancano queste pistole? Quindi Corrado e... Corrado e Marco. Ma come le avete persi, ragazzi, scusate? Io ho perso perché Io è quella Se della parlate sera. 27 non capisco niente, scusate. ho iniziato io a parlare comunque. Io non Vai. ci si trova. Anche io. Dicevamo. Corrado, come le pensi? In pratica uno mi ha tipo io l'ho pittato per sbaglio perché stavo uscendo all'autosava, cioè tipo con una tonale. Non è lui, non è. Una Dov'è serie. Marco? E in pratica l'ho pittato per sbaglio, l'ho inseguito. Salve. Gli scusi. E tipo lui quando lui si accappotta dice sparalo, quindi insieme al suo amico. La Poi clip ce l'hai? scende. Cosa? La clip? Sono andata a contestare ma mi hanno detto che comunque io ho cercato l'ingaggio e quindi è valido. Cazzo significa? Hanno ingaggiato prima loro. Hanno puntato prima loro. Comunque neanche il minuto di tempo era passato, cioè cos'è lo Che glielo devi dire? però tanto già 24 ore sono passate, quindi non posso di nuovo rifare. Ma come 24 ore, scusa, perché te ieri non c'eri, Corrado? No, 2 giorni fa è stato. Ieri non c'era. Cioè ieri c'era, però sono andato quando è finita la cosa. Segnale. Ieri non eri là. Io ho perso quella dell'altra volta che poi non era entrato più perché avevo cose da fare. Quella dell'altra volta quale, scusa? Tu chi sei? Quella della rapina. Della rapina. Sì, quella di 2 giorni fa tipo. Ma quella dove siete stati arrestati, dici? Della gioiella. E poi non era entrato perché avevo cose da fare, quindi non l'ho potuto prendere. Andiamo? Oh, ma ce l'abbiamo, guarda la mia, ce l'abbiamo uguale. Può darsi, sì. No, più o meno, guarda. Andiamo. Allora, uno dice l'ha persa in una rapina Bravo, 2 sì. giorni fa. E uno dice l'ha persa perché ha pittato uno e l'hanno lutato. Ma Papà, io veramente, io già l'ho detto a Camus, però Camus ha avuto da fare e mi ha lasciato là. quella mentre della parlavo. gioiella ci sta pure, perché da ieri può darsi anche, Però Sì, non sì, ricordo sì, se l'abbiamo... Parkour. Se l'abbiamo già No, dato. allora ti però- spiego, oggi ci sono stati un sacco di problemi. Mi sono dovuto mettere ieri a risolvere sti Di cazzi. che? No, non sei in radio qui. No, dimmi. Compa? Vito, mi senti? Sì, ti sento. Servirebbe un favore. Dimmi. Puoi pulirmi i soldi? Sì, provvedo a breve, a qualche minuto.
tranquillo, fra, sono in Ok, casa. ti stavo... ti sa di... Ti devo parlare una cosa, dove sei? Aspetta, hai muto la radio. Così mi dai anche la pistola. Allora, ti spiego. Oggi Vai, Shadow e l'altro mi chiama Dani 7. Va? Vieni. A parte che Dani 7 è entrato al bunker Sì. con dietro altre persone e queste sono entrate. Ah, Partiamo da questo presupposto. Poi si sono messi a ingaggiarli senza motivo sì. e questi ovviamente gli hanno fatto il culo, Eh. gliel'hanno sfondato. Beh, E- beh. E quello lasciato era scappato senza farsi aiutare. A svariati richiami gli dicevo torna per favore perché qua prendiamo un richiamo fazione. Sì, Perché il no fear erano in due. sì. Lui ha detto: ah, ma a me non me ne frega un cazzo delle regole. Qua ognuno fa quello che cazzo gli pare. Io dovrei seguire le regole. Ah, ok. E ho detto: allora, scusami, senti, ma se ti vuoi fare il cazzo che ti pare, prendi, esci dalla fazione e fai il cazzo che ti pare per conto tuo. Non che ti metti a cagare il cazzo e fai rischiare, perché qua la gente ci aspetta tempo e denaro. Sì, questo è vero, te lo assicuro. E niente. Vabbè, mo nel caso sentiamo Big, non so se entra. Allora, che aspetta, voleva devo questo? fare. Ah, la rapina. Aspetta, riprendo io colpi e cose. No, sto Allora, sto oggi prendendo ti soldi. ho aggiunto 60k, non so se hai visto. Erano 60, sono 120 questi qua. Ok. Sì, io ieri ho aggiunto le 3 pistole del campo, 3-4 pistole del campo. Ok. Mo fammi vedere un attimo che prendo i soldi a sto ragazzo, li vado a cambiare. Io cambio questo applicativo. Ok, c'è 17, ok, 600. E allora... 117, 600. Non lo so, sta cosa mi puzza un attimo. Sono 30k e 30k, giusto? Sì, 30k le sì, pistole. 30k Sì. la pistola. Andiamo. Gli vuole la pistola? Dove ci vediamo? Dove le porti le pistole? No, al savage. Ok. Magari non lo fare fuori, fallo entrare all'interno, ok, quando fai sta roba. Che non si sa mai, Che passa cosa? qualcuno. Quando consegni sta roba, non cerca di non farlo fuori perché passa qualcuno, c'è sempre gente. Fallo Sì, sono entrare certo, dentro. fallo Certo. entrare nell'ufficio. e Comunque lo fanno. oggi è passata la finanza, Eh sì, c'è da perché pagare tu lì. vuole i soldi. Non hai soldi? No, vuole i soldi. Eh. Vediamo un attimo appena entra Big. Lasciami far volo. Ti lascio qua, sì. Antonio, vuoi vedere una cosa? Ci aggiorniamo per quella cosa, Vitto. Vabbè, Ok. ti aspetto qua, dai. Vabbè. Ante, ecco un attimo. Ok, a posto. 117 600. Aiuto. Ai. Che botta, oh.
Lui. Ok, io ho borsato soldi di quelli. Ok, ok, io sto lasciando quelli che ho pulito. Vabbè. Ma non è me ne pulisce... minchia, ce l'ho là. Mi pare sono qualche 90.000. Minchia, frate, ieri ho preso Dove una ce li grana hai? inculata. In macchina. Ieri ho preso una grana inculata per colpa di Landy. Perché? Ah, per il fatto che... Perché, scusa? Ah, che ti hanno arrestato. Frate, ma io mi ero pulito la fedina penale. Ah, che palla. Ma come funziona ora? Nel senso, tu avevi il porto d'armi? Sì, me l'hanno tolto, ora devo aspettare 10 giorni, ma se prima era per un solo reato ho pagato 120.000, ora dovrò pagare tipo il triplo per pulirmela. Ah, ok, ok. Ma secondo me a sto punto ti prendi il documento. Sì, il documento falso. Chiedo a un amico se vuoi di farti un pezzo buono. Cosa? Non ti ho sentito, scusa. Ma Minchia, è scomparsa la macchina. tu avevi la macchina qua? Sì, è scomparso. Se vuoi, se c'hai i soldi in macchina, li puoi prendere da qua. Giusto? Capito? Mi senti? Sì. Dicevo, se ce l'hai in macchina i soldi, li puoi prendere da là. Ah, sì, è vero, aspetta. Scusa. No, scusate. Mm, 97.000 so. Un cazzo, però meglio di niente. So proprio con le pezze al culo. ok. E vorrei evitare di far rapine per prendere altri reati così a muzzo. Eh, quanto sono 97.000? Sì. 97.000 per qua, qua 29, 30, a posto. Qua sono. Metti per terra. Eh, Io, Landy. mm, Guarda, stanno per terra. Arrivo. Ciao, ma ci vediamo in officina, come vuoi. Aspetta a te. Mattia, no, purtroppo non sono staff, magari, però no, in realtà non lo so. Quindi se ti serve un aiuto, potrei anche aiutarti, ma non ho idea. Quindi fammi sapere che ti serve. Pam, pare, pam, pam. Poi Ale, buonasera. Allora, ho chiuso la macchina per caso? Sì. Ah, ok, vabbè. Ah, poi sempre questo qua Shadow Sì? ha preso la Brabus, se l'è modificata. Si era modificato l'assetto della Brabus. Cioè, veramente sto vedendo cose. Poi il bambino, questo qua Matteo, si è fatto testone, questo qua, ha fatto bannare 12 ore per Power Game. Ho Cioè, ma sentito. troppi bambini, ma non va più bene così, secondo me, Vite. Ma vediamo, vediamo un attimo, sentiamo i grandi che dicono, va. Magari diciamo. Top! Aia, Mizzica che botta, Così non va più bene per un cazzo. Cioè, facciamo pure noi per scemi. Bravo, sì, più che Come altro per fazione. quello, più che altro per quello. No, no, è tutto a posto, in realtà stavamo sistemando un po' di soldini. E per il resto. Mattia, onestamente non ti posso aiutare personalmente. No, neanche Ale fa parte dello staff. Comunque, dovresti entrare semplicemente nel server e chiedere. Ma sinceramente no. Però
Credo abbiano fatto un po' di tempo fa l'unban hall, quindi dovresti poter entrare. Che cazzo, chi è? Chi è qua? Che? Dove? Chi è qua? Chi sei? Che sta a Ma fare? chi è questo? Boh. Che sta a fare? Vabbè, boh, c'hai i vestiti nostri. Non ce l'ho Qualcuno dei presente. pensieri. Ah, gente che si... Vabbè, boh. Ma non lo so. Vabbè. Mi servirebbe una mezza benda, però non la trovo. Aspetta. Abbiamo vinto un campo pomeriggio contro gli svizzeri. Sì? Serio? Sì, abbiamo maciullati. Ah, addirittura. Ah, la coppa a sparare non è tutto, quindi secondo me ci sta anche che ogni tanto debba perdere, non devi avere per forza il potere di sparare. E comunque la maggior parte di quelli che sa sparare, cioè tipo gli scheletri giganti. Appunto. Dove siete? Sì. Ma siete quello dentro l'officina? Fatto. No. Cazzo è questo dentro l'officina, raga? Cioè, seduto a terra. Sei puntato scendi? Salve. Sei puntato No, scendi? arrivederci. Minchia, proprio davanti alla questura siamo però porco disco. Infatti a caso... Scendi, sei puntato. Anche tu. Attenzione. Parli di... Salve. Bella. Ah, ma Non tu hai questa vita? qua? Sì, Sì. lo so. Bella questa qua. Me li hai puliti i soldi? Sì. Vai. Sì, sì. Grande. Adesso vado. Oh, Ah, grazie. ok. Figurati. Mi devi far Dove sapere il colore. Aspetta, mi devi far sapere il colore. Pa, 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 pa. Arrivo, Vic. Sì, sì. Barababarababarabarabarabarabarabara. Allora, vediamo che sia tutto ok. Parapaparam. Dove sono cercato qualcuno? Oh. Torino Confucio, meglio. Torino Confucio. Show. Mirea. Adesso mi piace. Pam 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 pam. Your call has been. Chi c'è? Chi c'è? Paolo. Ragazzi, comunque soldi puliti, eh? Your call. Ma andiamo con Monaco senza. Andiamo qualcosa a mangiare. Devo lasciare anche sto coltello a casa. Pam, pam, pam. Qualcuno c'ha le orecchie già pronte, eh? Io le sto andando a prendere ora, qualcuno le vuole, eh? Sì, vorrei 300 grammi di orecchiette, eh? Concetti di rempa. Ma va a Del cagare. prende mezzo chilo. C'è qualcuno che offre l'FS Mammoth? 400 grammi per me. Cosa? Io voglio il Quello panzerotto. invece che offre voglio il l'FS Mammoth, Io- la prendo io. Io voglio il panzerotto. Panzerotto. Io pure, panzerotto pure io. Guarda che in Sicilia non li fanno buoni come in Puglia.
I pitoni vanno buoni. I cue, I pitoni. i cannoli, I cannoli sì. il pitone e il serpente. Che stai a dire, ma? Figliela bene. Pam 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 pam. Ui. Aiuto, ospedale mi fa distruggere. Aiuto. Mamma, frate. Ci starà qualcosa che non va. Oddio. Questi qua mi fanno esplodere. Non c'è nessuno, anzi. Credo che ci siano. Poi casi cisca. Allora, Stai facendo una visita? no, vorrei un cerotto se possibile. No, volevo chiedere una cosa. Guarda, sta. Ok. Salve! Sì. Ui. Dimmi. Niente, è possibile avere un cerotto? Sì, ti faccio la fattura. No, grazie mille. Yes. Certo. Non risponde al telefono, perché? Non lavorano i dottori. Non lavoriamo. È impegnati sul retro. È morto un mio amico. Ecco, le ho fatto la fattura. Ragazzi, non potete entrare. Noi salviamo le vite. Ma non lo so. È morto in un Infatti, incendio, abbiamo fatto la medico. È fattura. esploso, è esploso. Beh, È esploso con la moto. No, come è esploso? Codice È nero. esploso? Ho Codice pagato. nero. Il cofanino della Ford Cachino. Non è vero, come non lo vuole, ovviamente non lo vuole dire perché capita a Si me. vergogna. Oh, un'auto vuole entrare all'interno, come la muto. Ah no, Veicolo. Non c'è scritto esplosione, quindi via. No, Vabbè. no, è morto per velocità. mi hanno No, investito. non c'è scritto perché se prima ha schiantato è morto e poi è esploso, ha fatto badaboom. Mannaggia. Baba boom. No, davvero, non stiamo Vabbè. scherzando. Mannaggia. Vabbè, non ci credete. Io vado in Non è caffetteria. vero, non... Vabbè, no, Io non vado mi in ricordo caffetteria. io. Poi tra Ma non è l'altro, vero! tra l'altro quella felpa Ma mini non è che c'ha vero è o non si fake. ricorda? Non è Amiri, è Imiri. Frate, ma allora, allora, innanzitutto se vai in È slash Miri. caffetteria... Vabbè, comba. Poverino, lasciatelo stare. Ma ce l'ha per caso delle band anche, mi scusi? Qua ti puoi curare. Sì. Ah, Sì, sì. Sì, sto già Quante? curato. Aiuto. 5, aiuto, 5. Sì. Ma che... un secondo. Oh, bella Peppa, grazie mille per Che il è seguire il successo? like. Lascia, fermo. lascia. Aiuto. Gianni, sei in città? Oh, corno! Mi può fare pure Non un va- mesi? A dove sta? vai. Vicino, Oh, ma- Faccio- Mo vengo, mo vengo. Oh, che sta a fare? Scusi, ma lei che fa qua? Scusi, io a lei la gonfio come una zampogna se esce fuori, eh? Ok. Ma io sono incidentato, quindi ho... Cioè, l'avete Cerotto, fatto pure scappare ma veramente, ma siete scemi. Mi- Potete andare fuori per Cerottino. favore. Oltre il danno alla beffa, oltre il danno alla beffa, io non ci credo. Cerottino. Cosa? Mamma. Oltre il danno alla beffa, c'è cioè, ma una la domanda, Hai ma ragione. posso incontrare il Papa Grazie. Francesco? Occupata? Allora, chi ha fatto questo è Danny esca. Black, Sì, sì. Oltre il danno alla Se beffa. uscite fuori, Papa Francesco sta al balcone. Va bene, vado, aspetta. Chi è? Scusi, Oh, scusi. Scusi, mi lasci? Le devo chiedere una cosa per mio Vai a chiedere, cugino. vai a chiedere. Dovrei fare la visita per il porto danni. Ah, vedevo che cazzo doveva dire. Ma le band me le può dare, per favore? Cercami dai pozzi. Amedeo Pozzi, Lei non la può vieni in fare? ospedale per favore. Scusi, Ara, Ok. mio cugino cerca Ok, di un secondo e fidanzata, è quello riavvio lì. collega.
Vai, vai. Quello lì è il vicino. Non sono disponibile. Ok, Ti piace? vuole band. No, Tu? Sì, grazie, grazie. Vieni. però Come fate qua? È un bordello ogni volta. che vuoi? Mio cugino cerca fidanzato. Non è facile lavorarci, secondo me. Quando entra tutta quella gente, no. Quando è così la situazione. Sì. Sto ti fermo là e Allora, sto mi avete parlando, detto 5 band? Sì, 5 Il- band. Ok, un secondo, faccio la fattura applicativo e arrivo. Grazie, grazie. Forse si fa lottare. No, fermo, devi prendere del mezzo. vediamo L'ho rianimato un attimo. l'angioletto, l'ha chiamato, comunque. Ammazzalo. No, gli sto rubando tutto. L'hai preso, Mi dai, sta lottando? Sì, la sento. Mi dia un documento, per favore. Sì, Sì, tutto. E che c'aveva? un attimo. Dei soldi, pistola, tanica, vabbè, io ho preso i soldi. Dei soldi no, io ho preso pistola, colpi e benda. E che dici? Sì, già presi. Sto prendendo i colpi. Vabbè, già ce li ho rubati a lui. E ne ho 800. Vabbè, ti aspetto, sono davanti alla questura. Para. E che grado è in ospedale? Un grado alto, immagino, per vendere le bende. 70 e qualcosa. Espresso macchiato, por favore. Vado a bevuto la vodka, porca che non capisco niente. Ok, le E faccio la fatelo levare fattura, dagli me angeli. la paga io con le bende. Sì, prego. Mi ha fatto qualche domanda prima? No, ne avevo chiesto se aveva un grado alto in città. Vedo Bisogno in di ospedale. cibo. Non no. molto, diciamo. Raga, la tenete Ok. sta radio pulita, per favore? Sto facendo delle domande, non è questa ma- pulita. Ma domande di che? Delle rapine? Ma sei stato un casino, Ma che compà. rapina? Ok, paghi la fattura. Mi sto chiedendo se aveva bisogno di qualcosa, non credo che sia una domanda stupida. No, ma dico, se siete in rapina, c'è la radio apposta. Non c'è Io non sono in rapina. No, grazie Io per mille. un certificato amnestico. Grazie, salve. Abbiamo fatto una solo free d'acqua. room, non siamo in rapina. Non per male, però almeno chiedimi prima quello che sta succedendo. Hai capito, signor Frostino? Sento solo urlare. lezione basta, sta raga. auto. Mi parlate di Posso sopra. Stai scherzando? Sta. Ah, sei in quest'ora. Mi devo beccare amico. È un sacco che non lo becco. Sia in città che fuori. Deve creare nuova stanza. Ok, sono entrato. Una nuova stanza. Apri.
Oh. Aspetta, hai visto? Scrivendo l'ordine... fattura. Va. Ma posso spendere 165.000 per un colore? Vabbè, ti vuoi che la macchina di lusso? Ma sei pazzo! Spendi i soldi che ce li hai. Ma c'ho Anna qua, mi hanno fatto spendere tutti 920 i soldi. colpi, una pistola. Il magazzino pieno. 82.305. Quanto l'hai pagata questo? 1.000.000 sì. 1.900.000 perché c'avevo il motore 4 già. Ok. Vabbè. Scende qua. Però molto Cammina sta porcheria. Senti, fai 300. Ah, Però Anna sulla strada, cioè fai le curve come non mai. è vero? Almeno io mi trovo bene. Fammi provare. Va. Però Alza. se acceleri, cioè sgomma dentro in piccolo caso. Cioè di ripresa non è male, capi? Perché cioè, in senso in accelerazione non è male. Ah, come cazzo scivola. Là sì. Ma perché va, cioè, vedi, salta, non è attaccato al terreno, ovviamente. Però è bella, ciò. Lo so. Ho messo l'annuncio Molico senza aperto. Ci sta qui. Io avevo capito che c'era qualcuno aveva bisogno come di coscienza. Sì, perché ma roba di ho qualche trovato giorno. aziendale in giro. Sì, ok, sì. È qualche giorno che Bugatti. sta qua dietro questa casa sta. Che se no ti... stava questione. Vi serve da mangiare e bere? Sì, compà, mi serve. Sì. Certo. Sta aperti? Venite nel locale, sì. Sì. Salve. Cosa vi serve? Un 5x5 per me, grazie. 5 per me, lui. 5-5? Sì. Se volete, con un 10-10 c'è anche l'omaggio dell'angelo azzurro. No, poi mi ubriaco, mi gira la testa, devo guidare quella macchina velocissima. Ok, allora un 5x5 per tutte e due? Sì. Va bene, le faccio la fattura. Sì, faccio una fattura. Faccia tutto a me. Ragazzo, è pieno di soldi. Mhm. Quanto verrebbe un 5x5? 2000. 2000? Vabbè, ok. Ok, dai. Pensavo di peggio, dai. E adesso faccio anche un'altra fattura? Sì. Ok. Deve pagarla? Ok. Sì, faccio. Ti ricordi di quando lavoravamo noi qua? Ma troppo bello. Bene. Lei è un direttore, un salumiere o il proprietario? Salumiere, aspetta che le do salumiere. 5. Allora abbiamo un panino italiano, panino turco, panino al pollo e bacon, panino alla pizzaiola e il bagel al salmone. Per me è panino pizzaiola. Anche per me, sì, Panino dai. pizzaiola. 5 panini pizzaiola, anche per lei? Sì. Ok, da bere abbiamo acqua o Coca-Cola? Coca. Coca, acqua, ok, prendo 5 acque e 5 cola. Allora, chi voleva la cola? Per me? Poi Grazie. chi voleva la pizzaiola? Entrambi. Comunico senza. Senza Per me. Senza. Aspettate un attimo. Ok, fatto. Entrambi alla pizzaiola. Ok. Senza mollica. E l'acqua va al signore. Grazie mille. Ecco a voi. Assaggiamo sto panino. Ma di Buono? buono è buono, sì. Me li ricordavo buonissimo, infatti. Sì, è buono. Va bene, grazie mille. La ringrazio, buona giornata. Prego ragazzi, ciao. Salve. Fa il Patek, benvenuto fra. Gianni Spur, Pizzemer. Ti presento un carissimo amico. Gianni Spur. Non mi fa entrare, perché? Che cazzo ne so la macchina? Bidone. Aspetta. In che radio stai? No, non sto in radio. Ok. Sto in occhietto. Ok.
Metto la cintura, fa. Va, che è un po' Ah, pericoloso. questo qua pure multitrasporta. Ma sai che non l'ho mai messa? Da là però, perché Vediamo. c'è quel conto chilometri. Sì. Vediamo. Ah, sto già a 200. Sì, cammina molto di più. Sì, infatti. Perché stiamo volando un attimo. E ti fai 3,25, 3,30, 3,50, 380, 3,60. Sì. Ero del 380 prima. Avevamo da provare in autostrada, devi dire. Sì, vabbè. Vabbè, provando il trasporto ci sta. Ci credo che Gianni vince sempre le gare. Poi devi mettere i freni ceramici. Onesto, perché non si fermava la macchina. Se vuoi te li monto. 3 GG. Ah, ok. No, come me li fai montare? Prima quanto costa. Questione. Non scappi. Collega veicolo, Lamborghini, Tunic. Ma penso sempre 100, quant'è? 50. No. 25 è scritto qua, però non so, Ah. deve essere un aumento. Sì, il 80, doppio non mi ricordo. fa. Vabbè. Salve. Ciao, cosa vendete qui? Officina. Officina meccanica, facciamo riparazioni, vendiamo kit di riparazione. Ah, Quella ok, roba là. ok. Sì, vedo che la sua auto è un po' distrutta. Sì, sì, lo so. Vuole una riparazione, per E caso? quanto costa? 500. 500? Sì, sì. Sì, solo 500. Molto Ma il... poco rispetto agli altri. Sì, sì. Check. Niente. Buono. Ciao. Che fate? Ah, ok, Officina. ho capito. Ho capito chi sei, compa. Chi è entrato? È Nico, è un Nico. Chi? Vabbè, non lo conosci, non l'hai mai visto in città. Ramon. Anche lui, sì, come me. Che dicevo? Ho capito, sì, mi ricordo di quando mi hai chiesto la foto. Mo mi sono cambiato auto, c'ho questa qua. Non c'ho più la Ferrari rossa. Perché ti do? Ma salve, buonasera. Sì, avevo capito. Salve, salve. Salve. Oh, Camus, pizza e merda, perché non entri? Vedrò che io fra un po' penso di staccare. Dove siete? Che dovevo dire? Come guadagno? Lavoro in officina. Però questa qua ce l'ho solo perché me l'hanno regalata. Cioè, o meglio, l'ho comprata, ma quasi regalata. Mi hanno fatto un favore. Oh, felice, Argo felice. Sì, va. Sì, va, continua. Come si chiama? It's Marcus, sei presente? Beh. Fa sia l'avvocato e vende anche auto. In che senso vende auto all'usato? Posso provarla? Vai. Sì. Sì. Ah, sei Marcus, lo so. E fa anche l'avvocato. Ah, l'avvocato mi mancava. Sì. Brava, la riparazione all'auto sta a 50.000 per il vetro rotto. Puoi andare a chiedere, ma sta a lavoro adesso? Ma ho messo l'annuncio. Vado a chiedere per pulire fine penale. Ah, no, vogliono un sacco di soldi, ma che sto... Al me, che poi bene o male le mie, come dire... Come si dicono, le mie pene? Si dice? Le mie pene. Sono uguali a quelle tue più o meno. Cioè, Perché, quanto ti hai chiesto? 700.000. No, one. Quasi 650-700. Ma dove sta? L'annuncio dove l'ha messo? A Luxury. Sta lavorando a Luxury. Però ha messo anche quello dell'avvocato. Fammi andare di là, fammi andare a chiedere quanto vuole. Sì. Sì, Ma prendo la macchina. Com'è? Ci sta? Fortissimo, bellissimo. Beh, sì, un po' sì, dai. Ma dove sono gli altri? Non lo so, ora erano in radio fino a qualche minuto fa. Lontana? Niente. Boh. Magari sono nell'altra radio, quella, sai, che usano per... Sì, gli altri sì. radio.
dove vai? Raggiungo quel ragazzo che stava qua a Luxury. Penso che Ok, si voglia va bene. prendere un'auto. Va bene. A Ok, dopo. ciao ciao. Ciao ciao. Scusate, scusa, Giova, ti voglio bene. c'ho la pistola in mano. Oh, salve. E toglila. Bisogno? Salve. No, io cercavo il signor Oggi- Pablo. O meglio... Oggi non l'ho ancora visto. mi Non dispiace. c'è? Strano, strano. Provi a chiedere alla Va bene, direttrice allora vieni, se l'ha bambina. visto. Direttrice? Mm. Per caso ha visto il signor Pablo? Testa di melanzana? Testa di carota? Sì, direttrice. Ah, non è lei. A sto punto, non è sono io, è l'altra. Oh, Dio. Sono io. Ah, sì, sì, ok. E niente. Niente. E niente. Eh sì, cerco quella persona là, dove sta? Quella persona là non c'è, non deve ancora rispondere a un minimo di messaggio se entra. Ah, ok, ok. Se si vabbè. sveglia da questo coma. Sei in coma. Vabbè. Di solito mi controlla, però non... Ok, non c'è ancora. mi ha appena mandato un messaggio Hai visto? dicendo che si sveglierà tra poco. Ah, bene. Ti avvisa quando si sveglia. Sì, perché ha detto adesso è tornato un attimo di nuovo a dormire, adesso si sveglia tra poco, viene a lavorare. Vabbè. Vabbè, dai, ok, magari passo più tardi. Va bene, va bene. Vabbè, ciao ciao. Ciao Ciao bello. Vito, ciao. Ciao. Salve, vieni. Oggi te cambi? Signor Vito. Salve. Salve. C'è Ma pure Nico- Nico dentro. Eh sì, dove sta Nico? Nello showroom. Ah, controlla le auto. Vabbè, allora l'aspetto qua. Guarda Vito, guarda che mi sono preso. Cos'è? L'M4, credo. L'M3, L'M3, sì. Bello. Uguale a quella di Nico, però l'ho fatta un po' modificata. È un po' diverso, sì. Campanatura Cioè del lui ha cuore. tutto il body kit. Sì. Anche così ci sta. E Tuccio è tanto bello. Quella, se sì. non mi sbaglio, un ragazzo la vendeva, se non erro. Ma questa qui è di Nico, non so se la Il vende. però BMW? Nico. Sì. Può Sì, darsi l'ho che lo visto- vendeva, può darsi che lo vendeva, lo sai. Minchia, L'ho sì, in visto questa oggi idea, all'usato. la 7, in questa. Non lo so se era questa. Allu- Il colore è all'usato, uguale. dici? Sì, l'ho visto all'usato che cercava di venderla, però non so se è lui. Ah, non lo so. Vieni da su. Lui è il Ma proprietario. quel ragazzo lei là. qua è il direttore, il proprietario? No, che cos'è? sono solo proprietario di quell'auto là. E sto aspettando che esca da là dentro il ragazzo di questa BMW. Ma secondo lei Sì. mi faranno un po' di sconto? Ah, mai, secondo me. No, No, penso proprio di no. E infatti, vedi, lo sta dicendo ora. Se è possibile fare sconto, ma ha detto che i prezzi sono quelli. Che palle. Io sto lavorando per comprarmi una macchina. Il mio sogno. Ora, che cos'è? La Kawasaki? No, quella. Sì, di chi è? Tua? No, quella è mia, la Ninja, la sto vendendo però. Ah, la stai vendendo? Come mai? Cioè, in realtà, allora... Oh cazzo, hanno sparato? No? No, allora penso- praticamente vendevo un'Honda. Sì. E full kit l'ho venduta. ok. Però il ragazzo mi ha dato sia metà parte in contanti e metà mi ha dato questa moto. Solo che a me non me ne faccio un cazzo di questa moto. Ma volendo, quindi la poi... sto... Ah, ok, lo vuoi vendere privato. perché il concessionario usato non so quando mi dà, mi sa che mi dà poco.
Ti dà la metà di quanto ci hai speso. Quindi in realtà, non avendoci speso nulla... Sentite, raga? Sì. Ti sento. Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Sentite? Sì, sì. Sì, signore. Io non vi sento. Aspetta. Io sto lavorando per comprare quella bestia là in vetrina. Ah, ok, no, ma comunque... Cioè, è bella anche la Ninja Solo, sai cos'è? Io ce l'ho e full kit. Per un periodo l'ho usato un sacco. Ma il problema... Che è che... Ma il problema è che poi quando trovi gente un po', diciamo, stupida, anche se ti segue, però tu sei molto più veloce di loro, ti pittano e ti fanno volare via. Questa cosa mi dà Il fastidio. classico, sì, sono Sì, proprio stupidi. mi dà fastidio proprio. E Ah, quindi ce Vito, poi devo l'ho... chiederti una cosa. Sì. E quindi ce Vabbè, l'ho, poi ci ma... pensiamo. Non la uso più, in realtà. Ce l'ho full kit, un sacco di soldi spesi. E niente. Non lo so. Questo mi vabbè. sembra... Che cosa mi serve? E niente. Che cosa? No, stavo chiedendo al ragazzo lì che si è fermato. Oh. Salve. C'ho il concessionario di lusso qua, sto facendo due chiacchiere con l'avvocato. Tu? Sì, non sarebbe l'ideale stare Sei con solo questi tu? vestiti. Entra in radio 555.4. Non so se il ragazzo con quella Veloster mi cerca oppure no. Ora fa un po' di vento. Mi spariamo? No, perché? No, non lo spariamo. Salve. Salve. Avvocato, ci vediamo a breve per quella macchina. Ma qua una macchina meno costosa tipo costa 1 milione. 280.000. Beh, non tantissimo. Ma aspetta, io guardo il listino. Boh. 652. E niente. Sto aspettando. Ah, ma Nico è fatto via, non è più tornato ancora. Che palle. Però ci vediamo... Non penso più tardi. Non penso di fare 400.000 euro subito, però ci provo. Appena li faccio vengo a comprare quella bestiolina. Ci sono, raga. Ok. Ciao ragazzi. Ok, adesso vi sento. Vabbè, ciao. Raccomando il casco, Sì. Ah. Vabbè, ma per caso lei lavora qui? Mark, mi senti? Lui lavora qua. Lavora qui per caso? Che pensieri? Sentite? Sì, ti sentiamo, adesso sì. Ok, adesso sì. Ditemi. Hai fatto qualcosa, bro? Hai visto già? Sto guardando, sto facendo un attimo qua. Scusa, ma il tettuccio ti apre in automatico? Bellissimo. No, è già aperto, non cambia. No, poi scegli, bravo, poi scegli se ok. aperto, metà chiuso, tutto chiuso. Mo se si apre era troppo bello. Aspetta, quando più non lo puoi uscire. Ah, vabbè. C'hai qualche problema di ingranaggi sicuro. Chi lavora qui? Lui. Ma non è che c'è uno sconticino sulla Ferrari? No, Non cosa si per 2 possono volte fare per te. sconti. Ah. Ma guarda signore, le volevo chiedere anch'io una cosa per quanto riguarda una Ferrari. Non c'entrano sconti o altre robe, ma Ok. a Ferrari 430S la vendete ancora solo con quella livrea sopra un po'... Sì. amara, un po'. Peccato. Io non vedo l'ora che ne prendete una normale, anche che la fate pagare di più perché è una macchina bellissima. Più che altro perché si parla di soldi paralleli, non si parla di soldi in città a prendere una macchina del genere, capito? Ah, allora sì, allora la capisco. Tipo una Peccato, Ferrari però F40. Manca una cartola sopra. Ma chi stiamo aspettando qui, ragazzi? Sì.
Signore, ma lei l'ha vista la Ferrari 430S? Signore, io non la sento, sta... È tutto a posto? Ho bisogno di cibo... Luca Grana ha appena iniziato a seguirti. Scusami, non ho capito. No, no, ma lei l'ha vista la Ferrari 430S? No. Ah no, perché, cioè, è bellissima, ma, cioè, secondo me, cioè, io ci rimango un po' male per quello che ci hanno fatto su, vabbè. Vabbè, lo so. Ma Però tu sei questa quello qua... che fa sempre la live, no? Sì, stanno occhietti, sì. Oh, ti incontro sempre bene. ok. No, tranquillo. Ah no, scusa, lui ha più arresti. Oh, grazie mille per il costa di bambino meno, di più. al contrario. Che è successo? No, niente. Ero un attimo al telefono. Che mi dovevi chiedere? Ah, vabbè, poi quello adesso vediamo, te lo chiedo in privato in caso. Vabbè. Voi dovevate ordinare qualcosa? Dovevate Allora, prendere scendiamo qualcosa? più tardi, dai. Grazie. No, no. Non ho soldi. Ah, Vito, vieni un attimo. Passa le corde a 3. Un attimo. Ci sono? RP8, non so se lo conosci. Chi? RP8. Hai sentito, sì. È dei... vabbè, comunque. I Cecena Barese ci hanno chiesto il pizzo. E noi più voi? che A pagarlo... voi? Sì. Ok. Più che pagarlo vogliamo farli attaccare da una fazione, capito? Lo so, ma intendi... Ma il Piotta chi è? Il Piotta chi è? È un grado basso in ogni caso, non è boss. Ok. Ed è venuto qua? Sì. Senza maschera, senza niente. Ma in realtà non potrebbe, comunque, a prescindere. Vabbè, me ne frego, sincero. Radio. Buono. Non lo so, attaccare come fai? Più che altro pensavamo... Vabbè, in realtà volevo chiedere a voi più che altro per la protezione, per capire. Però comunque, non so, ora vediamo. Se volete il pizzo io preferisco pagarlo a voi che a lui, capito? Ho capito, ma il fatto gestire una protezione è un po' complicato, magari ne devo parlare un po' con chi di dovere in realtà, lo sai, no? Sì, vabbè, parla con... Vabbè, io ora magari appena lo becco, glielo allora dico. aspetta, adesso forse abbiamo anche un altro modo per risolvere, quindi tu intanto chiediglielo. Sì, vabbè. Poi chiedi però vago, glielo dici, ma secondo te se prendiamo il pizzo Sì. azienda, bla 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 bla, io che così molto vago, capito? Ma Poco chiaro. direbbe anche sì, capito? Però sì, me lo ricordo, quanto, però capito? comunque... Esatto, vabbè, ma più che altro lui ci aveva chiesto il 10%. Ma vabbè. Più che altro noi pensavamo sui 100k, capito? Sì, ci sta anche, quello stavo pensando io anche ora. Però comunque un 10% metti che qua facciamo 3 milioni e mezzo, sono 350k, capito? Beh, sì, certo. Troppo esagerato. Beh, allora magari fammi sentire che dice, capito? Vabbè, Magari ci sta tu non pure. gli dire niente No, di gli faccio luxury un garage, esempio. Sì, no, gli faccio un esempio generico. casuale. Vabbè. Generico, esatto. Poi, Vabbè. vabbè, in caso se non riesce quella soluzione, chiediamo, cioè ti faccio sapere, va bene? Ok, vabbè. Va bene, grazie Vito. Niente, figurati. Ciao. Ciao. Cosa ne penso di Boni Sosa? Niente, in realtà non penso, non mi interessa, nel senso lui è lui, io gioco qua per passare un po' di tempo, va. Non mi interessa granché in realtà, capito? Il testo di Melanzana non è ancora arrivato.
Non c'è ancora. Fammi vedere. Mamma che sonno. È stanco, signor Vito. Un pochettino sì. La città la tiene impegnata. Ma... Sempre gli affari. No, vabbè, non è tanto la città qua, diciamo, come dire, più passatempo, va. Tutto quello che Sì, faccio. Immagino. Quello che faccio fuori che mi... Lo è so, un po' lo so. pesante. Comunque, dai, ci sta. Poi Immaginavo che era per questo. Sì, no, ma sai cos'è? Che poi in realtà effettivamente stare in occhietti non è poi così tanto pesante perché tu, diciamo... Abbassiamo le corde. Ah, ok. Stare in occhietti non è tanto pesante, capito? Perché comunque tu fai quello che devi e basta. Sì. E sistemare, fare pezzi, va, come Dov'è dire. la segora? Sì, sì. Vi, ma tu la macchina tua, il full kit ce l'hai? Sì. Ah, a posto. Ok, ciao. Dove sei? Non a Ok, sto... Beh, oh, che è successo? Ah, Ferto, wow. Beh, vabbè, io vado via, pensavo di trovare lui, ma non c'è. Non c'è ancora, non è arrivato ancora, no. Vabbè, andata. ok. Mi dispiace. Ci becchiamo, dai. Hai visto? Va bene. Ciao Vito. Ma dove sono finito? Oh! Chi mi può fare il colore? Un secondo, scendi. Ma ci stava a cavo? Comunque Marco, io e Corio facciamo le urbe, capito? Oh. Sì, ma vai che ancora no, sono arrabbiata. no, ti giuro. Corio non lo fa questo. Sì, no, li ho spesi tutti per la Ferrari sua. Ma questo sì me l'ha dato. A me non mi ha dato niente. Tra cui con me se li ho fatti tutti quei soldi, quindi per... Dai, ci puoi fare. Ci siamo per una roba? Ma infatti la devo fare con Corino. No. Dopo? Pronto? Oh, dove sta? Oh, Sto autodromo, stanno facendo il full kit a 150k tutti quanti. Ah, mo vengo io.
Faccio finta Tu il full kit devi fare? No, ce l'ho già. Mo dico di farmi i carboceramici a 20. Sparatore almeno frate, quello spara. Vedi? no. Vedi un po'. Vediamo che dico. Vabbè, arrivo. Vieni qua, amico. Ciao. Sullo sparare? Sullo scappare? Che fai? Te ne vieni insieme? Sullo sparare? Oh, fate, io al negozietto se voglio sparare, tu no, perché non sei pronto. No, dico, Te ne vieni? andate più sullo scappare. Io devo fargli colore a lui. Ok, vabbè, io Dove vado vai? all'autodromo. Tu Vado a dare un'occhiata. Ok, dice casomai che sei in c'è un sacco radio? di gente. Appena ho finito ti chiamo. Sì, ci sono. Ok, va bene. Ok, Vabbè. dopo. Ok, ciao. Ciao. Ai. Che botta. Oh no, bella autostrada. Ragazzi, qua guarda, c'è l'autodromo rimasto fare full bloccati kit a all'auto. 150k. Chi è interessato? Diavoletto! Adesso in città. Sono stato bloccato. Noi siamo chiusi dentro all'autosalvage. Io fuori. Io sono vivo. Dove sei tu, Rama? Siamo ritornati in super. Mi hai fatto restare sotto mappa, testone. Che cazzo stiamo? Ma io non ho fatto niente. Cioè, sono sepolto sotto mamma, dai. Oh. Ito, mi senti? Chiamo Angioletto. Ito. Una volta pure tu me l'hai fatto, vedi. E mi hai fatto rimanere pure a me dopo. Non ti sento, vedi? Ma che sta succedendo? Non lo so perché stiamo qua, ti concentro. Sono usciti. No, sto cadendo. Ma l'hai fatto il colore? Zurro, chi è che deve fare il full kit? Chi è che deve fare il full kit? I primi tre già mi sa che già sono impegnati. Sotto. Tu chi sei? Tu guidi la macchina, raga, devo vedere le macchine. Se no, come faccio? È un consiglio, secondo te è meglio opaca o con Allora mi serve il così? pagamento anticipato per te. Tipo cromata. Devi dire il tuo nome, io ti faccio il pagamento anticipato. No. Allora, già sai se ti dico fammi il pagamento anticipato. Ci sto 3 minuti, la vado a prendere la portetta. Dai, vai, aspetta. Vai. Aspetta. Sì, passa. Siccome questo full kit in questa macchina viene 70k, se vuoi te lo faccio 70k diretto. Dai. E poi? Quanto hai le disponibili? È strano che ha sto sound così forte, poi in realtà nella vita reale ce l'ha così. No, non facciamo niente. 30, Ica, tu devi scrivere in applicativo. 30k. No, ormai te l'ho fatto 30. Ma scusa, ma non c'è soldi per pagare? Ce l'hai 30k, sì o no? Sì, ma mi servono. E allora Ica, chiudi, fatti i cazzi tuoi. Tu già stai facendo un regalo, 30k, porca puttana.
Niente allora. Tu che devi sapere qualcosa tu? No, niente, in realtà... No, Amico c'avevo già mio, full kit. amore mio. Poi... posso... Uomini, vi serve qualcosa a sì, voi? Perdi, Un full kit, tu che sei ricco. Dimmi, medico, sei tutto buggato, dimmi. Un full kit, dai. Ma non lo regalavano a 150.000, ha detto. Sì, le sto dando a 150.000 il full kit. Ah, ok, beh, allora... Le sto dando a 150.000, le vuoi tu? E io ce l'ho già la No, già macchina full davanti kit. a E posto. te ne fai un altro? No? Che ne devo fare? Dai, Victor, dai, Victor. No, ce l'ho già, anzi, se mi vuoi fare i freni carboceramici, forse. Ma E dai, neanche. portamela. Ma 50k. Ma fa lo sconto. Non li paghiamo 40, non è No, che ci no, piace. no, Ma che dici che paghi 25? 25? Oh, lo sei meglio di me, oh, vuoi contare? No, faccio un meccanico pure io, che cazzo? No, perché alcuni clienti, sai, no, li prendo un po' per il culo. No, giusto, ma lo so che si fa il doppio. per farmi qualche spiccio. No, figurati. Vabbè, faglieli 40, vedi. Ti faccio la fattura. Va. Scrivilo in applicativo, però. Adesso quando arrivo? Ho pagato. Ho finito i soldi in banca. Ragazzi, io sto facendo un PvP Ma con tu sei Marco ricco, e te si vede con l'altro. questa macchina. Sì. Questa macchina costa 3 milioni. Vedete? Me l'hanno regalata. Chi te l'ha regalato? Perché... Tenete la maglietta voi, invece io no. Perché è latitante. Fammi sapere chi è che te l'ha regalato, perché me... Perché è latitante. E la compro pure io, chi è lo che le voglio conoscere pure io questo tizio che te l'ha regalato. Lo so, immagino. È vero. Salve. Oh, però piano, mi non fa danno. Vabbè, sono in tempo per il full kit? Come che no? Bene, posso farlo alla moto? Sì, però devo farlo io, sennò tu devi pagare quando Buono. Vada. Di che te lo sto facendo, va bene? Ok. Vuoi fare un V12? No, scherzo. No. Ma perde un bot se tu rifai il V12. Ma perde un sacco, immagino. Ma voglio sapere. Bello, te la faccio l'armatura. Vic, ma ora parlando off, ma avete reclutato per davvero il vecchio poliziotto? Non so chi è in realtà, non... Chi c'è on? Non ci sto mai purtroppo, quindi non, cioè non è che non ci sto mai, ci sto, ma non so quando ci stanno i Chi reclutamenti. c'è non ci sto. on? Io. Tu chi sei? Vito. Chi? Quindi... Vito! Che cazzo stai facendo, Vito? 150k viene. Sto all'autodromo, fanno i full kit a 150k, però non sono venuto per full kit, sono venuto per cazzeggiare un po'. No, non ti ho detto, i reclutamenti purtroppo non ci sto, quindi non so bene che ci sta dentro. Si chiama Corrado Rossi. Ah, sì, Corrado mi dice Li qualcosa. fanno a 150k? Non ti sta di Sì. Autodromo. Ma non lo conosco. Ma davvero li fanno a 150k? Sì, però l'ho fatto io già. Vai, che conosci sono la fatto. Bibbia, infatti mi ci dico sempre. Non ho 150k. Tipo ieri lo prendevo per il culo perché gli dicevo Corrado Rossi, non fai ancora il poliziotto? Corrado Rossi, fai ancora il poliziotto? Corrado Rossi, e mentre gli facevo VDM e lui faceva
Ah, Aspetta, ok. aspetta, giuro che mi sta piccando, aspetta. Prende. Noi abbiamo scritto gratis, si fanno gratis i full kit. Cioè, boh. Cioè, mo mi spari tu, chi è che mi spara? Cioè, ecco qua, le prime cioè, quelle non sanno nemmeno leggere. Porca di quella puttana, ha detto è gratis. Si vede che stavano dal cinese. Vic, ma ce l'avresti un paio di colpi da vendere? Aspetta. Un 1000 colpi tipo. No, ne ho pochissimi, 60 ne ho. Non ce l'avete a casa? Eh sì, ma non ho le chiavi. Ce li ha chi è un po' più in alto, va. Sì, capito. Ma Nitto non lo vedo tanto. Nitto, no, ci sta ogni tanto, c'entra un pochettino, poi esce, entra ed esce, non è... un po' Riccardo fermo. con 2K. Oh, guarda, Riccardo con 2K. Mamma mia, Beh, raga, io stacco, cioè, o meglio, non è che stacco, vado via. Vabbè. È stato un piacere, grazie mille per, anzi, fammi fare la riparazione, così me la metto a parcheggio. Guarda cosa ho scritto nel non c'ho il giornalino. Guarda cosa ho scritto nel giornalino. Me la fai la riparazione così la metto in garage? Buono. Sì. Ciao Stefania, benvenuta. Dove siete, raga? State in officina? No, niente. Coglione, no, ero già scemo. Guarda, Vic, guarda. No, vabbè. Ora quando vado ai campi me ne faccio uno, faccio questo. Tu già ti sei scemo per te. Fammi parcheggiare, vediamo. Dove sta il parcheggio qua? Questo mo si fa. Questa macchina qua di chi è? Prima che la sequestri. Quello là con la maglietta blu. Non lo faccio sequestrare perché non devono parcheggiare. Lo sai che fecero oggi a Casablanca? No, non l'ho fatto. Ci siamo scordati a Landy là, tutti, che il medico ancora da arrestare, e l'hanno ucciso. Non ho capito. Landy è rimasto al campo, l'hanno rianimato lo staff, è stato riucciso da Casablanca, sempre in zona rossa. È andato in gaff? Sì, però era in zona rossa, non poteva fare niente. Scusa, ma lo staff l'ha rianimato perché l'ha lasciato lì e non l'ha portato dall'altra parte? Lo staff rianima a momento, ma non ti spostano. Scusa, ma lui... Come è stato rianimato, è entrato in Casablanca in zona rosa e l'hanno ammazzato. Ho piano a parlare con il signor Camus che si è svegliato 3 minuti fa. Ho notato, ancora c'è il sonno. No, quale sonno? Ho sonno perché devo andare a letto, sono entrato così 10 minuti. Dove stai, Camus? In mezzo alle montagne, Dio santo. A piedi? No, con la macchina. Fiano Romano, sto andando al 456. Che ho un po' di robe nelle auto, dei cambi di ieri sera, di oggi, quando le lascio a casa. Ok. Bella roba. Comunque ci sta proprio il Mac. Oh, Montana! Siamo. Parla con Camus di quella roba. Come? Digli a Camus di quella roba in privato. Ma abbiamo parlato un po', poi è dovuto andare via, magari quando lui ha tempo ne parliamo meglio. Vabbè, ma non c'era Big anche, non è entrato anche lui. Ma Big no, non c'è. Ah, ok.
Oddio. Emanuele, sì. Cioè, vuoi essere salutato? Certo. Bella Emanuele, benvenuto. Mi senti? Mi era sembrato di Vado a fare vedere... il mio outfit di personale. sentire Big, onesto. vai. Eccolo Nico. Bit, Ehi. Ma tu vuoi fare le modifiche illegali? Per caso? No. Ah, devo fare? Le vuoi fare? Io le vorrei fare, mettere qualche neon. Dimmelo se le vuoi fare che io l'aggancio, eh. Allora, ora in questo momento proprio non riesco perché devo staccare. Alle 11. Ah, volendo sì. Se ci sono, certo. Però me lo devi dire prima, però, zio. Io le voglio fare, però non so se oggi ci sono, capito? Solo questo. Lo so. No, perché glielo devo dire prima a loro, capito? Però tu sai i costi già più o meno? Sì, 50k all'uno, cioè 50k il fumo, 50k LED, 50k i neon. Scegli tu Cazzo. cosa fare. C'è un cazzo no, voglio dire, costa però. Ci sta però. I LED sì, 50k va, ci sta. Sì, qua sì, me li metto, lo sai. Sì. Ma tu scendi, ne, che fai? Resti? No, vino scendo, c'ho stato ingagnato, Ah, ora un po' raffreddato. ho sentito un po' la voce morta. Vabbè, dai. Devo beccare Pablo in città, che riesco. Dice che si è alzato tipo 5 minuti fa dal sonno. Pablo? Se... all'armeria sei andato? Sì, no, là sono andato. Mi hanno detto che non c'era. No. No, ma è tutto il giorno non lo becco qui a fare. Infatti, Sandra mi ha detto la stessa cosa. Mi accompagni alla caffetteria dell'avvocato? Che devo prendere da mangiare. Vieni pure te, vieni, sì, Simo. Nico sta in città. Oh, chi è entrato? Ah, ok. Nico sta in città da quando ci sto io, tipo da. Anzi, è Nico Lo so, che mi ha sto fatto. male. Mi ha fatto conoscere tutti sti qua, sti pazzi. Ma sei Occhietti? Sì, sì. Se volo, lago o plano, non lo so, non mi dite niente. C'è buono. Chi è Big? Che fai? No, non è Big. No. Chi è? Steffi? Yes. Ne ho fatti 3. Bella sta. Ma io ne ho scusate, preso ma uno in destra e ne ho fatti 3. Ma correte il co? Attenzione. Boh, in giro. Grazie caro arrivo. Va. Prima di interpellato, modificare l'auto. Com'è? L'ho fatta io. Prima di interpellato, modificare l'auto. Ah, ok, bella. Che ha L'auto, fatto? capito chi? Sì. È una macchina import, bella Ma proprio, stasera non si fa con le il fiamme in faccia, bella. Ah, bella, immagino. No, anche l'altra auto era bella, quella bianca, che ma non so se ce l'ha ancora, però veramente Quella bella. che stava all'immagine sua, diciamo. Sì. Che c'è il nome suo. Sì, quella là. Quella che si è fatta oggi è una macchina tipo antica, ma è bella assai, guarda. Là qui, poi te lo faccio vedere. Forse l'ho vista in città, cioè no, in città no, da qualche parte l'ho vista, ma non ne sono sicuro. Tanto che ieri l'ha presa e ha provato a modificarla, poi non c'è nessuno in officina e non l'ha fatta. Ciao ragazzuoli. Ciao. Vabbè, ok, no, comunque ci sta, bella. Perché sia? Montana. Ehi, dimmi. Sta dall'avvocato, bar dell'avvocato. Bar dell'avvocato? Non so dove sia andato. Vieni. C'è Giannino. Salve. Ciao. Oh, signor Vito. Salve. Buonasera. Oh, non si è toccato. Che sta succedendo? Aspetta, signor Vito, non la sento. Prego, minchia. Che cosa vuole sapere? Abbastanza, dai. Mazza, sempre per i soldi lei, eh? No, non penso, anche perché ho finito tutti i soldi sul conto corrente. Ma l'aspetta, va. Ho fatto i freni. Questo è un riccone, non gli creda. Lo so.
Ho fatto il Cambiate finish di nuovo auto. Carbo Guarda Cerancia, là. quella là. E ho finito i soldi sul sì. conto. Io mi tocco Sì, le palle sì, ogni volta che lo vedo. Ma anche... No, io con Stefano, ma che cammina con lui. Meno male che me l'ha Stefano, ti portato. cercano al bar dell'avvocato? Porca puttana, ti prego, no. Sì, ti cercano al bar dell'avvocato. Zio, no, ragazzi, No, siamo Stefano. chiusi. Sta facendo... Sì, chi è quello che si gratta le palle? Arriva. Bravo, Sì, bravo. è lui. Sta facendo il recupero della roba che ieri sera gli hanno sequestrato. Ma Casa per Ideale è la sempre chiusa? promozione. Sì. volte sì. Aspetti, Oggi Sì. Gli hanno tolto. Avvocato, deve abbassare la tonalità della sua voce. Metti il vetro. Va bene. Non sentivo, scusate. Signor Vito, ammazza che collanina, me la faccio vedere, vediamo quanto pesa. c'è i soldi, un chiletto e C'è i mezzo soldi, sarà, sì, un chiletto sì. Porca troia! Questo c'è Fa soldi, male il collo, una curiosità, Sì, però di solito per non farmi venire il dolore vado in giro con l'auto così non mi pesa. Ah, si appoggi la testa. Sì. È pieno di sordi questo, glielo Si dico. vuole accomodare? Ci abbiamo la sedia, si stacca. No, sono a posto, Si per metta ora. qui, sicuro? Sì, no, tranquillo. Mi sa che è arrivato Sefi, mi sa. Eccola. Ha sfondato tutto. Prego, si goda un po' caffè. Grazie. Non gli parlo, Guarda. È arrivato Sefi, Guarda, si tocca da lontano. Ma che è questo stronzo? Oh, vaffanculo, sei arrivato. Vaffanculo tu. Oh, pezzo di merda, guarda là. Vaffanculo. Ma mi ripesti 10k? Porca puttana, vai via da qua, vaffanculo. Tutti pazzi sono. Oh, Kiki, ma che cazzo siete lì dentro là? Oh. Ma lui mi ha portato qui. Io ti ho portato qua. Perché ti hai chiamato? Ma non l'ho parlato io, lui l'ha parlato. Chi? Un altro stronzo, che prima era mio amico. Ma Dopo prendi questa... Dopo questa non lo so, No, scusa, facciamo a giro, ora Kiki lo dà a me e io lo do al signor Vito. No, non mi permetterei mai, signor Vito. Per favore, no. Oh, stronzo, ma che cazzo? Oh. Baci. Oh, mi faccio nervosire. Pazzo. Oh, mi faccio nervosire. No, ho sbagliato. Allora, stronzo. la prima regola qua è non toccare mio fratello David. Ma questo stronzo. Ma lui è uno stronzo, ma dici che se ne va a fanculo. Oh, stronzo, porta la sfiga, Kiki, vattelo via, Sì. per favore. Oh, stronzo, guardala là. Allora? Senti, cosa ha detto? Come stiamo? Andiamo. Tutti i campi, finito. raga, dai, andiamo. Se che qualcuno sarebbero non doveva saperlo, lo sa. Addio. Buono. Check. Buono. Quanti siamo, raga? 4 qua. Aia. Che cazzo. Mamma che freno lag assurdo.
Grazie mille di essere stati qua. Magari ci becchiamo domani, va.